buongiorno a tutti, eccoci qua, ci ritroviamo oggi in una zona un po' diversa dal solito, zona pordenonese, a Budoia, un paesino appunto vicino a Pordenone, da cui partiamo per fare un bellissimo sentiero che si chiama Sentiero del Gor, vero Lorenzo? Giustissimo, oggi ho studiato questo percorso, 12 km, dovremmo farlo in 4-5 ore, per mostrare tante curiosità alla nostra piccola. Simona ha anche in mente qualche giochetto che faremo durante il percorso, per la piccolina giustamente. Assolutamente sì. Voilà, acquedotto sulla destra dove la Simo, Esatto. il sentiero, quello che prenderemo noi, e dopo la seconda parte veniamo giù di qua. La parte più selvaggia è quella sulla destra e quella che vedrete un po' più panoramica è sulla sinistra. Allora Simo, cosa vuoi, che esperimento vogliamo mostrare alla piccolina? Questa è sembra un'ortica, ma non lo è, infatti si chiama finta ortica proprio. E naturalmente, essendo finta, non becca come l'ortica, no? Maddalena, prova a toccarla, vediamo, facciamo un esperimento su di lei. Se piange vuol dire che era un'ortica, cosa dite? No. Infatti non vuole toccarla. No, Ecco. papà è sicuro al 100% che non punge. Via la foglia. No, adesso no, più tardi. Andiamo a cercare altre foglioline adesso. Avete il torrente. E Simo, sulla scala non mi vuoi andare? No, non la sento sicura. Ok, però è dell'osservatorio L'osservatorio faunistico, perché qua è pieno di mammiferi o anche di uccelli da poter vedere, un piccolo paradiso. Guardate che bella sta zona con le passerelle che sta percorrendo Simone. Ho la piccolina dietro incantata. Allora, siamo nella prima parte. Appena partiti proprio, e già lo spettacolo è meraviglioso. Avevo promesso torrenti e cascate E ci ci sono. E sì, e la piccola cosa guarda? Un bellissimo cagnolone che è scomparso, eccolo là. Adesso vi mostriamo la cascata. Momento quark e la Simo ci svela una curiosità. Sì, mi sento un po' Piero Angela. E sapete qual è una delle più antiche specie botaniche al mondo? La felce. E qua ce n'è veramente tantissime di ogni specie, guardate. Allora la pausa acqua della Maddi, io sono illuminato col mio frontone e dietro una bellissima cascata di travertino. Beh, non potrebbe essere così, un sacco di piante, di sostanze organiche che si fondono poi con il calcare e formano questa roccia meravigliosa. Intanto, a proposito di acqua, c'è qualcuno che ha tanta sete. Sì, vuole giocare con la bottiglia. E fra un po' gli facciamo bagnare anche i piedini. Simo, la bellezza di avere i torrenti, rinfrescarsi ogni tanto. Bellissimo, veramente. Ecco che è stupendo, non so se si sente. Ma anche mettere dentro i piedini, sapete, è una giornata un po' calda adesso, primaverili, estivi. Guardate che bello, guardate che giochi di luci. Ecco qua, quando si è in famiglia ti si dà una mano, quindi amore, io gli scarponi metto qua. Ecco qua. Ecco qui, adesso appoggia su quello. Grazie. Passo l'unghia. Comunque, per dire la verità, non lo fa mai, solo perché voleva fare il video. Ogni tanto sento dei colpetti. Vedete cosa fa la Matti al suo proteggimento dello zaino, se lo stacca e si diverte ad accarezzare papà. Abbiamo lasciato il sentiero e ora ci avventuriamo verso un piccolo borgo medievale che è Polcenigo, che merita di essere visto. Andiamo a scoprirlo. Impossibile non far
questo video, sta bellezza. La bellezza di questo borgo, vorrei dire, veramente bello, merita. C'è questo centro storico molto molto particolare dove potete prendere un aperitivo, potete appunto sostare, e poi mette una serenità a questo posto che è strabiliante. Guardate, bere un aperitivo, anche un caffè qua, tanta roba, E da Polcinico adesso riprendiamo il sentiero dove c'è un piccolo parco giochi, troverete questa indicazione verso San Floriano, che è un parco che andremo a vedere adesso. Allora, per il momento acquatico, un'uscita dove acqua non manca. Non mancano neanche le coccole. Aggrappatevi pure, io finisco nel Gorgazzo. Oh, tanti bacini. Che poco più su si è fuso col brosa. Doveva dirlo la Simo sta cosa qua, ma lei dava i bacini, che forse è anche più importante, un po' di coccole durante le escursioni. Sì, poverino. Un minimo di attenzione per non finire sul Gorgazzo, soprattutto quando si ha dietro l'esserino più importante per te. Allora, il percorso potrebbe essere diviso in tante zone. Abbiamo fatto la zona della Forra, la zona storica, e adesso potrebbe essere la zona delle risorgive. Dopo vi mostriamo che non sono finite, quindi un percorso veramente vario e incredibile. Oh, come portare la mia piccolina proprio in mezzo all'acqua, proprio in mezzo. Viva gli scarponi in Gore-Tex, guardate che spettacolo, veramente bellissimo. Che ti dice la mamma? Fa così per vedere se ci sono le vipere. Ma mamma! Ecco, no, lì se tu colli. Gira, opla, di qua. Segui il papà. Segui, con quel bastone conducici. Conducici. No, giù di là. Di là. Mamma, però camminare sulle foglioline Opla. è bellissimo. Oh! Sulla cacca sei caduta. Guarda lì, c'è una cacca di qualcosa. Allora, vedete quel bastone della Maddi? Ferma. Quello Ferma. ha detto: ma come? Io faccio tutti questi percorsi, piacciono tantissimi, metto tanto mi piace, ma pochi mi scrivono. Quindi, se non volete la Maddi col bastone, pericolosissima, ve lo dico, iscrivetevi al nostro canale. E anche per oggi è arrivato il momento pausa, il momento pranzo, quindi abbiamo trovato questo bel angolino, che c'è questo edificio dedicato probabilmente a delle attività sportive locali, e ci sono dei massi su cui appoggiarsi, insomma tutto bello verde attorno, è il posto ideale. Cosa abbiamo qua, Maddalena? Ah, che buono! Oggi abbiamo il bulgur con le zucchine e i piselli. Wow, se riusciamo ad aprirlo. Oh, il panino, lei si mangia queste specialità? Sì, papà. Che buono. Ok. Consigliato dalla Maddi, gorgur con... Il bulgur con... Bulgur, come si chiama? I piselli. Bulgur quinoa con piselli e zucchine. Allora, dopo questo break riprendiamo. Si riparte. Lasciamo quindi questa zona e andiamo su per quel sentiero lì, ok? Adesso andiamo su, saliamo il colle. Siamo finiti anche sul percorso vita che porta al colle di San Floriano. La Simo non vuole fare gli esercizi e di vero non voglio farli io. Continuiamo questa camminata.
Oh, sono io in maniche corte. C'è la Simo che c'è il giubbotto, mette caldo solo a vederla. E lei sta bene, eh? Oh Simon, abbiamo scelto il posto giusto, no? Prima. Stavo a fare pochi passi, guarda dove ci saremmo trovati. Vedi? L'ha messa papà, l'ha messa Federico, l'ha messa anche te. E soprattutto da quest'altra parte. E... guarda che meraviglia. Che posto. Mannaggia noi. Quando non si sa. Beh, così almeno si scopre, no? Le cose. E facevano pure la griglia laggiù. Facevano anche la griglia. E io ho mangiato il panino. L'unica che ha mangiato bene è la Sima. E quando capisci che potevi goderti una sana birra e qualcosa di caldo da mangiare. Surprise, surprise, surprise. Veramente, questa è una chicca. Se venite qua trovate questo localino, la Luna e Falò, dove ci sono delle cose molto particolari, molto veloci anche da spiluccare, da mangiare, però molto molto particolari. Mostra il menù, dai Simo. Ecco qua. Cos'è? Questa è la prova. Allora, un tagliere 9 euro, il piatto totale 14 euro. Dai ragazzi, sono prezzi più che ragionevoli. Poi l'atmosfera è veramente bella, c'è la musica, poi di fronte c'è il parco con i giochi per i bambini. Merita, merita. Fanno così gli agnellini, amore mio. Come fanno mamma gli agnellini? Beh! Sapete, ci dovete scusare, ma i genitori che hanno i piccolini che adorano le bestioline. Per spiegare che bestiolina è bisogna fare il verso, so. no? Cosa dite voi? Beh! Sembra più un attacco di asma, ma Ragazzi, bene ci uguale. stiamo allontanando e ci stiamo guardando male. Non è vero invece. Bellissimo, è la Bello, piccola che li guarda. Guarda è come... che dolcezza quegli agnellini lì. Sì. Hai visto una roba del genere? Abbiamo trovato degli esseri che assomigliano molto alla Maddie. No. Sì. Sì, anche lei ogni tanto fa così, si butta per terra. No, Ecco, la mia porcellini. cinghialetta. Cosa cantiamo noi? Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini. Guarda, io anche qua del papà. Lo troviamo in mezzo ai porcellini. Guarda amore. La Maddie non lo sa, ma il nonno dava da mangiare in una porcillaia, quindi io avevo il piacere di vedere tutti i porcellini piccolissimi. E poi ahimè, anche poi quando veniamo portati al macello, però non facciamo gli ipocriti. Allora, sto posto sta facendo impazzire la Simo e la Maddie e sono andato a salutare il cavallino. Ciao cavallino, come ti chiami tu? Io sono Maddalena e tu? Ragazzi, è la birra del parco. Lasciamo quest'angolo di paradiso che è il parco di San Floriano con l'orto botanico, i cavallucci, i maiali, oche, galline e ripartiamo per il nostro percorso verso Polcenigo. Ogni tanto leggere un po' di storia. Questo bellissimo parco dove siamo appena stati, bisogna ringraziare Luigi Bazzi e sua madre per questo lascito e poi anche per l'amministrazione che ha saputo gestirlo bene. E qua dove c'è la Simo, che la raggiungiamo in un battibaleno, c'è la chiesetta. Andiamo a darci un occhio? Beh, visto che ci siamo, penso meriti. Avevamo certi capolavori, leggevamo sotto che sotto questa chiesa sono stati anche trovati Santa liturgia, Dio, un peccato che ritrovamenti anche della preistoria. che bella, cavoli. Girate a piedi o in bici, fidatevi, si scopre tante più cose che girando in macchina. Giù di qua? Giù di qua verso Polcenigo. Vai col tornello. E via! Andiamo. Che
rimango impigliata. E ci rivediamo giù. Ci rivediamo giù a Polcenigo. Non a rotoli però, Allora, la discesa dal Col Floriano a Polcenigo è molto bella, in mezzo a questi carpini, punti topi, molto 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 carina, è un po' ripida ma niente di che, e si arriva a Polcenigo proprio in pochissimo tempo, 10 minuti, un quarto d'ora, non di più. Non penso che serva a dire tante cose. Questo è bel vedere su Polcenigo, che meraviglia. bellissimo. Partiamo dalla Maddi che dorme, Malassimo. Abbiamo trovato un posticino qui a Polcenigo che si chiama La Taverna, dove si bevono delle cose alcoliche e analcoliche fatte con lo zafferano che viene coltivato in un paesino qui vicino, e poi dei succhi di mela particolari delle mele che coltivano su a San Floriano. E guardate il caffè come viene servito nella caffettiera. Il posticino è questo qua. Oh, come se lo mando davanti. Simo, io non vorrei dirtelo, essere rimasto a bere gli aperitivi a zafferano. Sì. Appena usciti da Polcenigo si rinizia a risalire verso il collo di Santa Lucia. Io ritornerei giù. No, allora, per tornare in quel bel posticino ci torniamo un'altra volta, magari tutti in compagnia. Se vi aggregate rifacciamo la uscita insieme a voi. Succede ogni tanto a provare strade nuove, si sbaglia strada e cosa si fa? Si torna indietro. Vorrei sentire facilissimo, solo che se voi vi mettete a chiacchierare succede questo, vi mostro. La distrazione questo si paga. zaino, amore, tutto andato, e anche papà. Andiamo. Succede, l'importante è sapersi poi saper ritornare sulla strada giusta. Fidatevi, è impossibile, solo che noi siamo andati un po' veramente zona totalmente diversa. Stiamo andando sul Col Santa Lucia, cambiano i panorami. A noi per esempio alla sera piace tantissimo arrivare alla nostra macchina quasi al tramonto, perché è un po' come rilassarsi, no? Soprattutto in primavera, in estate no, è meglio partire presto. Chi è sempre super contenta, Simo, lo sappiamo. Guarda che bel bosco, amore. Oppa. Qua come vedete i percorsi sono molto ben segnalati e non potete sbagliare, e quindi noi proseguiamo per Santa Lucia Budoia. Siamo al video conclusivo, Simo. Esatto. Faccio dire a te cosa ti è piaciuto particolarmente di questa camminata, così diciamo un po' i pareri. Beh, diciamo che a me in generale piace la varietà del percorso, quindi abbiamo trovato vari tipi di vegetazione, vari tipi di percorso, un po' di paese, un po' il borgo di Polcenigo appunto, quindi direi che è molto vario, non ci si annoia, è bello lunghetto perché sono quasi un 14 km, 14-15 km, però assolutamente dislivello praticamente nullo. Dai, saranno 200-300 metri, però dai, cioè. E poi lungo il percorso c'erano delle cose culturali, appunto le chiesette che vi avevo indicato, insomma interessanti. Dobbiamo ritornarci magari e soffermarci appunto su questi aspetti magari la prossima volta. E poi il parco di San Floriano secondo me è il top per i bambini, venite veramente a provarlo, appunto è semplice, anche ben indicato, quindi è uno veramente dei migliori percorsi che abbiamo fatto. Allora facciamo un saluto, assolutamente, un bacione, ciao a tutti. E ci vediamo alla prossima escursione. Alla prossima, buona serata anche da parte di Maddalena. Ciao ciao.